L'Ardia che dopo la vittoria per 4-2 in casa di Blaugrana vuole chiudere i discorsi di qualificazione ai playoff. Il Lido Pirata invece per complicare la vita alla scuola di casa. Buonasera e ben trovati da parte di Simone Fiorelli e Calcio a 5 Live. Questa sera in scena Ardia contro Lido Pirata per la C2 di Calcio a 5. Prima conduzione che sarà in favore dei padroni di casa, che muoveranno il pallone da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, da destra verso sinistra invece attaccherà il Lido Pirata. Andiamo anche a dare qualche aggiunta in più al match con il DS Lessa che quest'oggi veste la maglia del numero 1, mentre c'è anche un ritorno gradito che è quello di Manuel Proietti dopo una lunga assenza. E allora ovviamente i nostri più cari auguri. 1 minuto e 30 trascorsa dall'inizio gara, sempre 0-0 tra Ardia e Lido Pirata. Ardia che questi ultimi 30 secondi di gioco sta provando a stanziare nella metà campo avversaria alla ricerca del gol, che ricordiamo aiuterebbe non poco la formazione di casa a mettere un mattone importante per il discorso playoff. E allora ci prova anche Angione con l'esterno destro, pallone che non gira abbastanza. Apertura a destra, ancora Triolo, alza lo sguardo, aspetta, trova ancora un appoggio sicuro in Annunziata. Triolo, Coppolella, lascia lì il pallone in maniera abbastanza inspiegabile, ne approfitta Caltagirone che fa 1-0 per l'Ardia, la sblocca la squadra di casa con il suo numero 15, Caltagirone. 5 i falli dell'Ardia e manca ancora molto da giocare nel corso di questo primo tempo. Annunziata, la sposta con la suola, poi la mette in mezzo, arriva la rete della parità con Saccoccio che raccoglie l'invito del compagno, mette alle spalle di Lessa e uno pari. Mrak, Bernardini con il mancino basso, la vita facile Lepore, ancora ripartenza dal basso, pallone sottratto da parte dell'Ardia, poi Angione la mette sotto la traversa, funziona ancora la pressione dell'Ardia che fa 2-1 e si riporta in vantaggio con Angione. Mrak, Bernardini, Angione, spara con il destro, portiere che risponde. L'ultimo tocco è proprio di una casacca gialla. Tiro da corner, pallone che sbatte sul corpo di Pucino, poi Mrak con il tacco, una magia, servizio per Proietti che prova a calciare in porta, si mette al posto giusto nel momento giusto Lauretti. Rimessa laterale Ardia. Pucino, Galasso, finta di andare in orizzontale, poi libera il destro con deviazione angolo e si prende anche giustamente gli applausi Lessa per l'intervento di pochi istanti fa. Nel frattempo arbitro che fischia la chiusura del primo tempo, squadre che vanno a riposo sul risultato di 2-1 in favore dell'Ardia. Ricordiamo, basta solo un punto alla formazione di casa per essere aritmeticamente qualificate ai playoff. Secondo tempo che può dunque incominciare, squadre che hanno cambiato il proprio posizionamento in campo, e dunque Lido il Pirata che attaccherà da sinistra verso destra, Ardia invece in casacca gialla ad attaccare da destra verso sinistra, beneficiare di una rimessa da destra, pallone giocato da Annunziata all'indietro, poi apertura a sinistra, ancora scambio centrale, Annunziata si fa spazio, Annunziata per la conclusione, 2 pari del Lido Pirata con il proprio numero 18. Di ripartire da Lessa, dispone ancora a destra per Proietti, a salire il numero 6 che scambia con Mrak, perde attrito sul pallone il numero 10, poi la riconquista e allora Galasso, Coppola la guadagna solo per un istante, Chercu prova ad intercettare Proietti per l'Ardia, orizzontale da Galasso, la porta sul numero 3 che scambia con Caltagirone, centrale per Mrak, di poco fuori. Batte subito l'Ardia con Mrak che trova in area Caltagirone e dunque rimette il muso avanti la formazione di casa che va sul 3-2 quando siamo all'interno del 44esimo minuto di gioco. Ardia che torna in vantaggio di una rete, Lido Pirata che ovviamente dalla sua
Vorrà riportarsi a contatto quanto prima, ci prova con Coppolella che prende spazio, poi pallone intercettato, Lessa! Ancora decisivo. Si impegna in corner. Mrak, Bialasso con il tiro sul palo, poi Proietti a porta sguarnita. Pallone che gira largo. Annunziata all'indietro per Coppolella, poi Triolo a destra da Marrone. La sposta, non riesce a mantenere il possesso però il giocatore del Lido Pirata, poi in avanti, Proietti. Bernardini. Verticale per Mrak che in qualche modo la controlla e trova la traversa dopo una super giocata dell'Ardia con Bernardini che adesso senza fretta si avvicina al punto di battuta. Pallone sparato in avanti ma non c'è più tempo. L'arbitro dai 3 fischi di chiusura del match. Allora l'Ardia si qualifica ufficialmente ai playoff di questo girone B di C2. Gioia grande tra le casacche gialle. Grazie di averci seguito da parte di Simone Fiorelli e Calcio a 5 Live. Appuntamento ai prossimi incontri. E allora al termine della gara siamo qui con il DS dell'Arde Alessa, questa sera reinventato, o meglio posizionato tra i pali. Stavamo parlando prima dell'inizio della gara, mi dicevi che eri un po' spaventato dalla doppia assenza portieri e invece hai risposto presente, sei stato decisivo, ovviamente te come del resto la squadra per arrivare a questa vittoria finale. E allora adesso playoff, dici le tue impressioni, dove ponete l'asticella? L'asticella rimane la stessa, l'obiettivo è quello di raggiungere una promozione che a inizio anno era stata preventivata con il campionato. Gli eventuali problemi poi ci hanno portato a ridimensionarci, abbiamo raggiunto grazie al lavoro del mister questo risultato oggi, credo che sia matematico, quindi purtroppo rientrare in campo dopo un mese di stop insolito, più che altro è stato, si è visto, facevamo difficoltà a trovare il ritmo, loro organizzati, bravi, ai quali faccio i complimenti e nulla, puntiamo adesso a migliorarci a livello di punteggio in classifica e andremo a giocarci questi playoff. Domanda, in vista dei playoff, c'è da migliorare qualcosina in più in fase difensiva o in fase offensiva? Sicuramente c'è da migliorare in generale, sia la fase difensiva che la fase offensiva, perché si parla di ritmo, cosa che ci manca. Purtroppo dobbiamo ritrovare il ritmo partita che oltre un mese senza giocare è complicato. La fase difensiva che la fase offensiva serve trovare il ritmo gara. Perfetto, allora Alessa ti ringraziamo, ti lasciamo andare a esultare con i tuoi compagni. Buona serata. Grazie a te, grazie.